Con l'intervento del segretario nazionale del PD Ellis Lane si conclude la festa regionale dell'unità, svoltasi ad Agrigento per la prima volta. Record di tesseramenti in provincia di Agrigento di Fratelli d'Italia, raggiunti 4.000 iscritti. Paolo Amico detenuto a Milano per l'uccisione di Livatino in silenzioso raccoglimento innanzi alla camicia sporca del giudice. Manifestazione a Porto Empedocle per fermare la guerra e per l'accoglienza, domani anniversario della strage del 3 ottobre in cui persero la vita 386 migranti a Lampedusa. Presentato il premio Città di Aragona, manifestazione in ricordo della fondazione di Agragas, incontro su prevenzione delle malattie cardiache nelle donne al Polo Arentra, raccolta firme per Maddalusa, riserva naturale. Sconfitta casalinga per l'Agragas contro il Trapani per 1-0, il Pro Favara perde contro la Nissa, la Fortitudo all'esordio sconfitta dal Rieti. Benvenuti con l'edizione odierna di TVA Notizie. Si è conclusa ad Agrigento la festa dell'unità regionale del PD che per la prima volta si è svolta a Villa Bonfiglio e che ha visto la presenza del segretario nazionale Ellis Lane, il servizio. Si è conclusa la festa dell'unità regionale che per la prima volta si è svolta ad Agrigento e che ha visto la presenza del presidente nazionale Bonaccini nella giornata di venerdì e in quella di sabato sera della segreteria nazionale Ellis Lane. Oltre che a una nutrita partecipazione agli apparati regionali del partito, una festa che è stata anche un momento di confronto e di ampio dibattito su tematiche che si sono svolte nelle varie zone di Villa Bonfiglio con dei gazebo ad hoc. Si è discusso infatti di ambiente, energia pulita, cultura, trasporti, rifiuti, SRR. La SLEN si è soffermata su tematiche nazionali, così come ha già fatto anche Bonaccini. Si è discusso di problematiche inerenti alla sanità, il taglio dei fondi che ci sta portando verso prestazioni sempre più rare con tempi di attesa più lunga di mesi e di privilegiare la sanità privata con cospicui finanziamenti. Quindi il caro libri, il salario minimo non meno di 9 euro. Poi si è soffermata sulla strada Agrigento-Palermo e della difficoltà di raggiungere il capoluogo, segno di infrastrutture che hanno bisogno di ingenti investimenti. Sul presidente della regione Schifani è stata particolarmente critica, in quanto va anche lui, come altri suoi governatori regionali, verso l'autonomia differenziata, progetto scellerato voluto da Caldiroli. Sì, sono molto grata al partito regionale di aver organizzato questa festa che è partita a Lampedusa, ce n'è bisogno, e che prosegue qui ad Agrigento. Siamo qui per ribadire le priorità del Partito Democratico anche in vista della prossima manovra. Al primo posto naturalmente maggiori risorse per la sanità pubblica, perché la sanità è in estremo affanno, si stanno già tagliando servizi alle cittadine e cittadini, ci sono reparti in cui manca il personale, chiediamo di togliere il tetto alle assunzioni per poter dare respiro a quei reparti, soprattutto a operatrici e operatori sanitari che non ce la fanno più con questi ritmi e questi carichi di lavoro. Vogliamo assolutamente investire maggiori risorse nella sanità, ce n'è bisogno, non si può scivolare verso una privatizzazione strisciante, perché è lì che si va a finire quando non ci si cura del fatto che le liste d'attesa si stanno allungando a dismisura. Non è accettabile in un paese che ha un sistema sanitario nazionale vedere le persone, soprattutto più povere, rinunciare a curarsi perché non riescono ad attendere appuntamenti che vengono dati dopo 2 o 3 anni. Così come al centro c'è della nostra battaglia per la prossima manovra la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, messe a dura prova dall'inflazione, dal caro energia che abbiamo vissuto lo scorso anno. Ecco, sappiamo che anche in queste settimane di ritorno a scuola le matite costano il 40% in più, i quaderni costano il 70% in più, questo pesa moltissimo sull'economia di tante famiglie, e anche sulla scuola noi vogliamo vedere più investimenti perché è la prima grande leva di emancipazione sociale. Questi sono alcuni dei temi che mettiamo al centro del confronto di stasera: il sostegno al lavoro, il rinnovo dei contratti, la grande raccolta firme che stiamo facendo in tutto il paese con le altre opposizioni per un salario minimo, per dire che sotto i 9 euro non si può chiamare
chiamare lavoro perché è sfruttamento. Ecco, queste sono tante importanti priorità. Stiamo discutendo di come sostenere gli enti locali con i loro servizi, perché nella scorsa manovra il governo Meloni non ha messo neanche un euro sui servizi degli enti locali. Pensate alla situazione dei trasporti e della mobilità. Anche qui sappiamo qual è la situazione, sono appena arrivata da Palermo, sulla Palermo-Agrigento, la situazione delle infrastrutture non è adeguata ai bisogni delle persone che vivono in questa regione e servono molti investimenti. Io credo che queste siano tutte priorità che ne intrecciano anche un'altra molto importante per questa terra, e cioè fare quello che i presidenti di regione della destra non stanno facendo, perché fanno prevalere l'appartenenza di partito all'appartenenza alla propria comunità e al dover rispondere al proprio territorio. Il contrasto all'autonomia differenziata di Calderoli, perché dietro questo nome che può apparire complicato stanno esattamente le cose che dicevo prima, cioè l'autonomia differenziata è un modo per aumentare le diseguaglianze territoriali che il Sud ha già pagato troppo, è un modo per rendere più difficile l'accesso alla salute, l'accesso alla scuola, l'accesso a diritti fondamentali, a partire proprio dal trasporto pubblico locale. Fratelli d'Italia, record di tesseramenti in provincia di Agrigento, un trend del genere non si era mai rilevato, sono oltre 4.000 i nuovi iscritti registrati dal partito di Fratelli d'Italia nell'Agrigentino, e questo è il record battuto dal territorio. Un risultato del genere non si era mai visto, è una risposta importante che ben evidenzia quanto il partito sia in crescita nell'Agrigentino, merito di una leader, Giorgia Meloni, credibile nel suo ruolo istituzionale in Europa e nel mondo, e merito di un'azione di governo che i cittadini sentono vicina ai propri bisogni e reattiva rispetto alle proprie esigenze, e questo è il commento dell'onorevole Giusy Savarino. Soddisfazione viene espressa anche dall'assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla, che afferma come quest'anno ho avuto l'onore e l'onere di occuparmi della gestione tecnica del tesseramento. Ringrazio tutti gli agrigentini che hanno risposto positivamente e hanno avuto fiducia in noi e nelle nostre azioni politiche. Nel carcere di Pavia, Rosario Livatino incontra Paolo Amico, detenuto a Milano Opera, condannato all'ergastolo per essere tra gli esecutori dell'omicidio del giudice, il servizio di Margherita Trupiano. Paolo Amico, uno dei killer del comando che uccise Rosario Livatino, in silenzioso raccoglimento innanzi alla reliquia della camicia sporca di sangue che il giudice indossava al momento dell'agguato. Scenario è stato il carcere di Pavia, nella casa circondariale Torre del Gallo, che lo scorso 30 settembre ha organizzato una manifestazione per commemorare la memoria del magistrato poi divenuto beato. E Paolo Amico ha fissato lungamente quella camicia dalla quale era venuta una richiesta di pietà, quella di non uccidere quel giudice ragazzino, domanda che non ha trovato risposta se non quella dei colpi mortali. Sono stati di nuovo idealmente uno di fronte all'altro, Rosario Livatino e il suo assassino, con quella camicia che tra le sue macchie di sangue e i colori sbiaditi rappresenta tutta una storia di vita, di coraggio, di morte per un ideale, e la volontà di portarla all'interno del carcere, perseguita dal Centro di Solidarietà John Bonomi, dall'Unione dei Giuristi Cattolici e di altre istituzioni e associazioni del Pavese, è sostenuta dalla convinzione che l'impatto con ciò che di tangibile rimane di questa pagina della nostra storia può aprire un varco di profonda riflessione. Certamente quell'immagine del killer in raccoglimento innanzi a ciò che rimane a testimonianza di un gesto efferato, compiuto, rappresenta un'immagine che scuote le coscienze dei ristretti presenti e che a Don Gero Manganello, custode della reliquia, la camicia intrisa di sangue, che ne ha raccolto le considerazioni, ha detto: è un dovere partecipare al momento e dare la mia testimonianza per l'errore commesso negli anni della gioventù di avere partecipato all'omicidio di Rosario Livatino. Don Manganello, presente all'incontro e sentito dal settimanale della diocesi di Agrigento, l'amico del popolo, ha affermato: è stato un errore dettato dall'incoscienza e dalla spavalderia di un ventenne che pensava di poter fare tutto. Lui non conosceva Rosario Livatino. Da quando si trova in carcere, attraverso lo studio e l'approfondimento, si è avvicinato alla figura del giudice e ha preso coscienza del suo gesto.
in carcere, ha detto amico a Don Manganello, che ha vissuto il momento della visita come un pellegrinaggio penitenziale. Ha iniziato un cammino di conversione sia umana che spirituale. È avuto luogo sabato scorso presso il porto di Porto Empedocle un sit-in sul fermare la guerra e il migranticidio, avente come fine quello di promuovere le buone pratiche di accoglienza dei migranti perché ci sia pace. L'iniziativa si inquadra nella carovana che sino al 3 ottobre 2023 percorrerà la Sicilia, fermandosi in vari punti il servizio. Ha avuto luogo sabato scorso presso il porto di Porto Empedocle un sit-in fermare la guerra e il migranticidio, che ha avuto come fine quello di promuovere buone pratiche di accoglienza dei migranti e perché ci sia la pace. L'iniziativa si è inquadrata nella carovana che sino al prossimo 3 ottobre percorrerà la Sicilia fermandosi in vari punti, appuntamento partecipato che ha visto anche la presenza di persone provenienti dalla Spagna, apriendo fronteras da Berlino e impegnate in Val di Susa, all'alternarsi di vari interventi. Di particolare rilievo la citazione delle parole di Papa Francesco: siamo chiamati ad avere il massimo rispetto della dignità di ogni migrante e ciò significa accompagnare e governare nel miglior modo possibile i flussi, costruendo ponti e non muri, nonché il ricordo della tragedia avvenuta a Lampedusa il 3 ottobre del 2013, in cui persero la vita ben 368 persone. Localmente l'iniziativa è stata promossa dai laici comboniani di Agrigento con l'adesione di varie sigle antirazziste. E domani è anniversario della strage del 3 ottobre a Lampedusa in cui persero la vita 386 migranti. Il servizio. A meno di un giorno dal 10° anniversario del naufragio di migranti costato la vita a 368 uomini, donne e bambini, Lampedusa continua a contare le sue vittime con cadenza quasi quotidiana, mentre l'isola si prepara a ricordare una delle stragi più drammatiche dell'immigrazione. È scattato un nuovo SOS nell'insenatura di Punta Laimo, dove è stato avvistato il cadavere di un profugo. In piazza Castello, mentre Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco avviano le operazioni di recupero, si discute invece con gli alunni di scuole superiori di tutta Europa tornati sull'isola in vista della ricorrenza per partecipare a workshop e laboratori educativi di accoglienza e inclusione, ma anche con la testimonianza del procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Bella, di traffico di esseri umani, di ONG e salvataggio in mare. Domani pomeriggio gli studenti incontreranno i sopravvissuti dei naufragi del 3 e del 10 ottobre e sentiranno dalla loro voce il racconto di una tragedia dopo 10 anni di inerzia, indifferenza, sfide mai vinte. Come da tradizione, nella notte fra questo lunedì e domani, martedì 3 ottobre, alle 3:15, orario del naufragio in Piazza Piave, ci sarà un momento di raccoglimento. Sarà presente anche Vito Fiorino, 74 anni, di Sesto San Giovanni, che ogni anno ritorna sull'isola per ricordare i 47 profughi che insieme a 7 amici riuscì a soccorrere con la sua barca. Il momento più toccante delle commemorazioni sarà come sempre alle ore 10:30, con la deposizione della corona di fiori in mare. La notte del 3 ottobre di 10 anni fa i naufraghi erano quasi arrivati a Lampedusa. Per segnalare la loro posizione incendiarono una coperta. Le fiamme però si propagarono subito, 368 i migranti morti. È una vergogna. Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano mai più simili tragedie, disse quel giorno Papa Francesco, ma la conta dei morti non è mai terminata. L'acqua si alza, il motore si spegne, le persone a bordo sono strette, stanche, molti sono minori, alcuni feriti. Non servono a niente le 6 telefonate che un medico siriano fa dall'imbarcazione al centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano. 2 stragi, una dietro l'altra. La strage dei bambini, per la quale il Comitato ONU per i diritti umani nel 2021 ha condannato l'Italia. A dicembre 2022 anche il Tribunale di Roma si è pronunciato, ha dichiarato la prescrizione dei reati, ma al contempo ha accertato la responsabilità
di Leopoldo Manna, comandante responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, e Luca Licciardi, capo della sala operativa della Squadra Navale e della Marina Militare, imputati per i reati di rifiuto di atti di ufficio e omicidio colposo, anche come reazione alle tragedie che portarono alla morte di oltre 600 persone in una sola settimana. È iniziata l'operazione Mare Nostrum per la salvaguardia della vita in mare e per assicurare la giustizia ai trafficanti di esseri umani, un'operazione che ha salvato la vita ad oltre 160.000 migranti provenienti dall'Africa grazie alle navi della Marina Militare autorizzate ad intervenire a ridosso delle coste libiche, ma alla fine del 2014 l'operazione venne sospesa e sostituita con l'Europea Triton, che ha ristretto lo spazio di soccorso e puntato sulla protezione dei confini. Nel 2015 a settembre l'immagine di Alan Kurdi, il bambino siriano ritrovato senza vita sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, ha riaperto gli occhi e il cuore dell'Europa sulla crisi dei migranti, in un'epoca in cui l'indifferenza e la disinformazione possono rapidamente diluire l'impatto emotivo di una tragedia. Servono richiami potenti alla nostra responsabilità collettiva affinché la memoria non sia solo un atto di ricordo ma anche uno strumento per l'azione e il cambiamento, dice Giulia Tornari, presidente dell'Associazione Culturale Zona, a proposito della giornata di domani. Una giornata che sarà ricordata su tutto il territorio, anche la vicina Castellammare dedicherà un momento in ricordo di quanti persero la vita in mare. Alle ore 10:30 infatti la comunità ricorderà quelle vite che oggi riposano in pace in quel territorio che ha saputo accogliere ed abbracciare eternamente. E la Guardia Costiera di Licata nel pomeriggio di sabato scorso è intervenuta per operare in soccorso in favore di 2 diportisti tedeschi che avevano lanciato un SOS in quanto si era spezzato l'albero maestro della loro imbarcazione, con conseguente caduta in mare delle vele con grave pregiudizio per la galleggiabilità della barca. L'imbarcazione a vela, battente bandiera tedesca, lunga 14 metri, stava navigando a circa 2 miglia dalla costa direttrice sulla contrada Balatazze del comune di Licata, con a bordo 2 persone quando si spezzava l'albero maestro con conseguente caduta e semi-affondamento delle vele in acqua. Il conduttore della stessa barca a vela lanciava quindi il Mayday via radio, che veniva immediatamente raccolto dalla sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Licata, che disponeva l'immediata uscita in mare con una motovedetta. Giunti sul luogo e avvistata l'imbarcazione, la motovedetta immediatamente verificava le condizioni di salute degli occupanti e, controllate le condizioni dell'imbarcazione, disponeva il rimorchio della barca a vela, che veniva operato con l'ausilio dell'unità del gruppo ormeggiatori e barcaioli di Licata, che a lento moto giungevano in un cantiere navale del porto di Licata. Presentato oggi presso la sala del Libero Consorzio di Agrigento il premio Città di Aragona, alla presenza del sindaco di Aragona Pendolino, del presidente delle associazioni aragonesi nel mondo Vincenzo Di Giacomo e il presidente della giuria del premio Alfonso Pinto. L'evento si svolgerà ad Aragona il prossimo venerdì presso il Palazzo del Principe alle ore 19:30. Le interviste ai protagonisti. Al via la prima edizione del premio Città di Aragona, oggi riuniti qui in conferenza stampa per la presentazione. Parola al sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. Sì, oggi al via della prima edizione Aragonesi nel mondo. Io voglio ringraziare l'Associazione Aragonesi nel Mondo con a capo il presidente dottore Vincenzo Di Giacomo e tutti i soci per questa bella iniziativa che come amministrazione comunale abbiamo subito sposato. È un'iniziativa importante che riconosce a tutti gli aragonesi che fuori dal proprio paese sono riusciti a distinguersi e dare questo riconoscimento, farli tornare sul proprio territorio è una cosa importante personalmente per chi sarà insignito di questa onorificenza, ma anche per i giovani e per la collettività. Ecco, è un segnale forte che fa capire che con impegno e dedizione si può crescere e si possono avere risultati al di là delle appartenenze. Quindi un premio che intende, onorare le eccellenze aragonesi nel mondo. Chi sono quest'anno le personalità aragonesi insignite di questo premio? Le personalità insignite sono Sua Eccellenza il Vescovo di Savona Calogero Marino,
Luigi Galluzzo, giochista di TGCOM 24, Giovanni Falzone, noto jazzista di fama mondiale, e Sabrina Scarito, una ragazza che è andata via di Aragona, è andata a studiare fuori e oggi è docente all'Università della LUISS di Roma. Sarà un evento che diciamo è la prima edizione, ma una lunga serie, quindi queste saranno a cadenza annuale. Ci saranno tanti altri, perché Aragona è un paese che ha tantissimi emigrati, ma fortunatamente tra questi emigrati ci sono molte personalità, molti giovani e molte persone che si sono distinte, e quindi noi vorremmo continuare a insignire di questa onorificenza a tutti quelli che si sono distinti, che sono aragonesi e che comunque possono apportare un contributo alla collettività, per far capire ai giovani e alle future generazioni che con impegno si può. Ricordiamo quest'anno che un premio speciale andrà alla memoria di Angelo Graceffa, noto ortopedico aragonese, tragicamente scomparso la scorsa estate. Sì, questa è una cosa che va fatta, perché Angelo era un ragazzo semplice, ma nel contempo un ragazzo che si era fatto strada, che era diventato un punto di riferimento e che, voglio dire, ormai era conosciuto non solo in Sicilia ma anche in Italia per la sua bravura, la sua professionalità. E quindi è giusto ricordare uno dei figli migliori del nostro paese. Cavaliere Vincenzo Di Giacomo, presidente Associazione Aragonesi nel Mondo. Primo fautore, possiamo dire, del premio Città di Aragona, che quest'anno debutta per la prima volta nella città di Aragona. Sì, in effetti diciamo che è il primo premio, e che attorno anche a questo premio non è che sia solo il presidente, c'è praticamente la volontà soprattutto anche del sindaco, di tante altre persone, il segretario, tante altre persone che collaborano per questo premio, perché non è così semplice come a volte si pensa. C'è una giuria che Aragona è un paese, diciamo, oggi che va verso lo spopolamento, ed è quello che noi vogliamo cercare di un po' di tamponare. Di Aragona nel mondo ne esistono tanti, perché i nostri concittadini ormai hanno popolato quasi, non dico l'universo, ma mezzo universo, cioè li troviamo veri e propri paesi in Canada, in Belgio, in Germania, ovunque. E quindi abbiamo voluto anche approfittare da Agrigento, capitale della cultura, perché anche noi abbiamo capito che senza la cultura non si va da nessuna parte. Siamo qui con la dottoressa Testoni, capo ufficio di gabinetto e amministrazione comunale Agrigento. Un commento sul premio Città di Aragona. Queste sono delle iniziative che vanno sostenute, e questa è una delle ragioni per la quale il commissario straordinario, il dottore Bologna, non ha avuto nessuna esitazione a concedere il patrocinio. Le competenze, l'esperienza vanno valorizzate, vanno stimolate, bisogna fare un lavoro di aggregazione per incentivare chi si spende per il territorio, chi comunque con il proprio lavoro arricchisce e rappresenta un tassello comunque importante. Un sostegno, comunque un incoraggiamento, io ritengo debba essere dato da parte di tutte dalle pubbliche amministrazioni ai giovani, i giovani che posseggono delle competenze che noi che siamo dentro le pubbliche amministrazioni non abbiamo più, perché il mercato del lavoro si è radicalmente trasformato, e quindi sui giovani bisogna avere un'attenzione particolare per coinvolgerli, per stimolarli e per far sì che loro non vadano via, ma che rimangano, per far sì che loro possano rimanere.
alle radici del popolo di Akragas, e questa l'iniziativa portata avanti da Paolo Cilona, che ha visto al centro del confronto culturale la storia millenaria della città di Agrigento, in scena personaggi famosi come Falaride, Terone e Damareta. L'iniziativa si è svolta presso il Palacongressi di Agrigento. Noi abbiamo intervistato il referente Paolo Cilona. Un evento al Palacongressi per ricordare i 3605 anni dalla nascita di Akragas. È un compleanno importante ricordare proprio gli anni della propria città. È un privilegio e un onore qui al Palacongressi rappresentare il cammino della città che nel corso degli anni, o meglio dei millenni, ha cambiato il nome secondo i dominatori. Akragas durante il periodo greco, Agrigento per i romani, Kerkend per gli arabi e così di seguito fino ad arrivare poi al 1927 che è stato dato il nome di Agrigento. Noi vogliamo con questa celebrazione dimostrare che è una città straordinaria, meravigliosa e che merita di essere aiutata in tutto e per tutto, perché la sua potenza è la cultura e il turismo, e quindi è un avviso, è un appello che noi facciamo alla classe politica, perché senza aeroporto non ci sarà mai uno sviluppo vero e autentico per il nostro territorio. Ci saranno diversi personaggi nei costumi dell'epoca che ricorderanno le varie figure storiche del percorso appunto delle varie ere di Agrigento. Sì, ci sono personaggi importanti che la storia tramanda, parlo di Terone, il tiranno, parlo pure di Feace, il grande architetto, di Damareta, la figlia di Terone, andata in sposa al tiranno di Siracusa, parlo di Mida, di Metello, Calligratide, Acrone e poi anche del Pindaro che fu ospite proprio di Terone e che scrisse bellissime frasi in onore della città che lo ospitava con quelle famose battute: Agrigento, la più bella città dei mortali. Quindi attraverso i personaggi si racconta la storia della città. È un incontro si è svolto stamani presso il Polo Didattico Arentra, diretto da Nenzi Arena, mirato a promuovere l'educazione della prevenzione e cura del cuore delle donne nelle diverse fasi della vita. Intervista alla stessa preside. Prevenzione e informazione anche oggi agli istituti scolastici montalcini con i ragazzi e per i ragazzi. Oggi parleremo di prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma non solo con i ragazzi appunto, ma anche con i professori, con le famiglie tutte, perché ritengo che la scuola sia anche questo, non solo didattica ma anche ascolto, informazione, dialogo, perché i ragazzi sono sempre numerosi, sono sempre presenti e pronti a fare delle domande alle quali appunto non avevano le risposte. Io ringrazio sentitamente la dottoressa Mariella Di Gricoli, sempre molto attenta e molto sensibile a queste tematiche, e la dottoressa Schembri e il dottor Davide Diana, dirigente medico cardiologo. Inoltre ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti, hanno partecipato, perché ripeto, questa diffusione, queste informazioni nelle scuole ritengo che sia necessaria, perché abbiamo purtroppo tantissimi problemi che non riguardano la didattica tra i giovani, e anche questo sarà sarà un modo per ritrovarsi, incontrarsi, dialogare e stare insieme. Finisce in tragedia un'escursione fatta presso le gole dell'Alcantara nel Messinese. Una giornata di svago si è trasformata in tragedia nelle acque del fiume Alcantara a Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Un 58enne palermitano è morto annegato mentre stava svolgendo il body rafting, attività sportiva che consiste nella discesa di fiumi con una portata tale da permetterne lo scivolamento al proprio interno. L'uomo faceva parte di un gruppo di 4 escursionisti, 3 dei quali sono stati recuperati da un elicottero dei vigili del fuoco. Il gruppo di escursionisti aveva raggiunto il fiume Alcantara ed era impegnato nella discesa del fiume.
Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato l'incidente nel quale ha perso la vita il 58enne. Lanciato l'allarme sono intervenuti i carabinieri di Motta Camastra e i vigili del fuoco. È stato necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco di Catania per recuperare la salma dello sfortunato escursionista. Illesi invece gli altri compagni di avventura che saranno sentiti dal magistrato per chiarire le cause della tragedia. Linea alla regia per la pubblicità. Maddalusa riserva naturale, è stato questo il tema della petizione da sottoscrivere online lanciata da diverse associazioni agrigentine come il FAI, Mariterra, WWF, Lions Club e Plastic Free. Vediamo le interviste. Bene, allora sono Adriana Iacono, delegata Ambiente FAI di Agrigento. Oggi siamo qui dentro Maddalusa, proprio dentro il boschetto, per lanciare un messaggio preciso, ovvero vogliamo che Maddalusa diventi una riserva naturale. Già 2 anni fa abbiamo fatto un'azione noi come FAI per proteggere il boschetto e lo abbiamo nominato come appunto luogo del Cuore FAI. Si è assicurato oltre 3.000 voti e quindi è effettivamente diventato poi un luogo del Cuore FAI. C'è anche una targa fuori che ricorda il momento. È un momento in cui sono state presenti tante autorità locali e quindi abbiamo voluto interessare la cittadinanza verso il problema di questo boschetto che è purtroppo in uno stato di degrado permanente. Oggi c'è questo bellissimo evento organizzato da Plastic Free, Alessandro Arcuri e tante altre associazioni sono presenti, appunto Danila Sollazzo, presidente del Lions, Erika Zoppo Plastic Free, c'è anche WWF con Erika e poi scusa, non lo ricordo, ma ci sono tante associazioni a sostegno di questa nostra iniziativa. C'era anche Ruben Russo del FAI Giovani, quindi insomma non siamo i soli a pensare che Maddalusa dovrebbe diventare una riserva naturale. Quindi Alessandro, che facciamo oggi qui? Oggi è appunto l'ennesima giornata di sensibilizzazione, è una pulizia che serve a lanciare un grande segnale di rispetto per l'ambiente, di usare anche meno plastica e soprattutto anche occasione di unire tanti cuori e tante associazioni di diversi campi, tutti uniti per l'ambiente, quindi non possiamo che appunto sostenere con forza le attività e le proposte che fa anche il FAI e il FAI Giovani, che tengono da anni a questo boschetto come ci teniamo tutti noi qui, e quindi ci siamo uniti anche giovani, meno giovani, bambini, ragazzi di comunità extracomunitari, tutti uniti per l'ambiente, quindi è questo il segnale che vogliamo lanciare insieme a tutti questi amici. Buongiorno, Danila Sollazzo, presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte. Noi come Lions siamo sempre molto presenti e molto attenti alla tutela dell'ambiente, tanto da avere all'interno proprio del nostro distretto proprio anche uno specifico comitato che si occupa della tutela dell'ambiente, delle coste e del mare. Abbiamo qui anche un componente. Ovviamente abbiamo preso con grande entusiasmo, accolto con grande entusiasmo l'invito a partecipare a questa bellissima iniziativa di oggi. Abbiamo con numerosi soci, molti dei quali adesso sono allontanati, però siamo stati tantissimi, e abbiamo partecipato alla pulizia, ecco, di questa zona, che sia questo da un ottimo segnale, insomma, per proseguire su questa strada. Bene, Erika Zoppo di Mariterra. Buongiorno, Associazione Mariterra di Porto Empedocle, sempre al fianco di Plastic Free e queste iniziative che non fanno altro che fare bene, ovviamente, ma non bastano, quindi speriamo di portare avanti questo progetto affinché questo bellissimo boschetto diventi fruibile, diventi ancora più bello di quello che è, insomma. Discarica abusiva scoperta a cielo aperto, denunciate 2 persone a Castiglione di Sicilia nel Messinese. I carabinieri della stazione di Gioiosa Marea, nell'ambito di un'attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno denunciato in stato di libertà un 53enne e un 38enne. I 2 sono accusati di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. In particolare, a seguito dei controlli svolti dai militari dell'Arma, è stata accertata la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto, realizzata su di un'area comunale di circa 100 metri quadrati, realizzata in località Cicero, laddove erano stati accatastati rifiuti eterogenei non pericolosi.
All'esito degli accertamenti, i carabinieri sono risaliti ai 2 uomini quali persone utilizzatrici del terreno adibito a discarica abusiva che, in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata. Il controllo per la tutela dell'ambiente è una delle priorità delle attività preventive e di contrasto poste in essere dai carabinieri del Comando Provinciale di Messina, tenuto conto delle gravi conseguenze che gli illeciti nel settore possono provocare al territorio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Passiamo alle notizie sportive con il Palermo in Serie B che vince contro il Südtirol per 2-1. Una di quelle vittorie che fanno battere il cuore. Il successo è ancora più dolce per il Palermo perché contro il Südtirol, al termine di una sfida tirata e nervosa al punto giusto, il gol decisivo è arrivato proprio al 90°. La squadra di Corini, davanti ad oltre 24.000 spettatori, bissa il successo di Venezia e torna ad esultare al Renzo Barbera dopo quello che era stato lo sgambetto del Cosenza. In vetrina 2 difensori, Ceccaroni e Aurelio. Il primo ha ritrovato il pareggio dei Rosa all'inizio del secondo tempo dopo il gol del vantaggio di Ciervo. Il secondo, subentrato nella ripresa al posto di un ottimo Lund, ha fatto esplodere di gioia il Barbera con un imperioso stacco di testa prima del recupero. L'emozione del difensore e del tecnico del Palermo, Corini. Sì, il gol ancora non l'ho visto, però tutti i compagni mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che è stato un bel gol. Io sono saltato, poi ho visto sta palla entrare in porta e ho sentito il boato della nostra gente e quella è la cosa che mi ha fatto tremare le gambe, mi sono tolto la maglia per loro, per tutto quello che danno per noi dal primo all'ultimo minuto. Di essere equilibrati e pazienti perché ero sicuro che il gol l'avremmo fatto e se avessimo pareggiato la partita potevamo creare le condizioni per vincerla. Sono stati bravi, sono stati molto convinti, siamo andati anche su tante situazioni dove la palla sporca la consolidavamo noi, non permettevamo il contropiede, abbiamo riciclato tante cose, è una squadra molto chiusa, molto densa e dunque sono felice perché era una partita oggettivamente molto difficile da riprendere e da andare a vincere. Ma io vivo costantemente con i miei giocatori la partita, se fosse per me entrerei in campo, dunque faccio fatica a trattenermi, ringrazio il nostro team manager che cercano di tenermi ingabbiato per quanto è possibile, ma cerco di trasmettere attraverso questo atteggiamento l'energia, la voglia di cui hanno bisogno in certi momenti e questo mi aiuta il pubblico che oggi è stato veramente straordinario come lo è sempre. Io dico che quando siamo uniti, quando il pubblico capisce anche qualche difficoltà che la squadra può avere, diventiamo forti e su questo tasto batterò tanto perché insieme poi la possiamo risalire la partita, la possiamo andare a vincere insieme e oggi è importante anche da questo punto di vista. Sconfitta dell'Agragas nello scontro diretto contro la Forte Trapani per 1-0. Una partita intensa giocata con impegno e tenacia da entrambe le squadre, ma vinta dal Trapani grazie anche al generoso rigore a loro concesso. Il Canicattì perde in casa contro il Sant'Agata e l'Icata Calcio sconfitto per 1-0 nel campo della San Caldese, il servizio di Carmelo Lendini. È stato un Agragas che ha giocato ad armi pari contro il Trapani, ma che alla fine ha dovuto piegarsi per un calcio di rigore che ancora oggi grida vendetta. Un calcio di rigore molto contestato e contro una squadra biancazzurra ancora in formazione d'emergenza per alcune importanti assenze di rilievo. Stiamo parlando di Giama, Eceverria, Mannina, Morimoto, Petrucci e con il tecnico Coppa costretto a buttare nella mischia durante la ripresa Grillo e Pirvo, cioè praticamente un paio di giocatori che erano arrivati poco prima in settimana. Ma prima di descrivere questa azione vale la pena ricordare che un altro penalty, però in favore dell'Agragas, è stato sorvolato dall'Agragas. È stata una gara molto equilibrata, nei primi 45 minuti con i rispettivi portieri quasi del tutto inoperosi. Solo il guardaپalo di casa sorrentino è stato costretto a capitolare, ma su un tiro dagli 11 metri battuto da Cocco. Questa l'azione, manca una manciata di minuti alla fine dei primi 45, Cocco entra in area, ma viene anticipato di Richic con la punta del piede. L'attaccante Granata accentua la caduta e l'arbitro ravvisa immediatamente gli estremi per un penalty che lo stesso Cocco trasforma. Così il Trapani passa in vantaggio, un'autentica mazzata per la squadra biancazzurra
che sino a quel momento non aveva concesso nulla agli avanti ospiti. Si va a riposo con il morale sotto i piedi, ma al ritorno in campo è l'Akragas ad essere maggiormente manovriero. Adesso viene fuori tutta l'esperienza difensiva di Sabatini e compagni, che si fanno notare per grande tempismo. Biancazzurri di casa attaccano a testa bassa, ma vanno a cozzare contro l'ordinata difesa ospite, che si stringe attorno al proprio portiere, di origine albanese, Yukai. Si susseguono una serie di sostituzioni, la gara diventa più dura e all'80° un'entrata sporca di San Severino su Cocco, lanciata a rete, viene punita con il rosso diretto. Il Trapani ne approfitta per chiudere la gara e va vicino al bis colpendo la traversa di Sorrentino, prima con Gagliardi e 2 minuti dopo poi con lo stesso Cocco. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro chiude le ostilità e così in classifica il Trapani si ritrova a punteggio pieno ma con una gara in meno disputata. Akragas invece interrompe la scia di 3 vittorie consecutive. Mercoledì prossimo la compagine dei Templi sarà impegnata a Castrovillari, mentre il Trapani riceve al provinciale il Reale Castelnuovo. Ed ora spazio alle interviste con il mister Marco Coppa, sicuramente molto arrabbiato, che contesta apertamente il calcio di rigore dato al Trapani. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché secondo me l'Akragas meritava qualcosa di più del pareggio. Fino allo 0-0 io in panchina aspettavo soltanto che la mia squadra facesse gol, invece poi in maniera assurda e incredibile abbiamo subito il rigore. Se volete non ne parliamo, se volete invece diciamo la verità e diciamo che è stata una cosa assolutamente assurda quella che abbiamo subito oggi. Passare svantaggio in quella maniera ha compromesso l'intera gara. Magari non avete creato tantissime occasioni da gol, però sicuramente avete avuto superiorità in campo, avete l'agonismo che avete messo, sicuramente siete una squadra abituata a lottare e questo si è visto nella grinta con cui i suoi ragazzi hanno aggredito in ogni zona del campo in tutti i 95 minuti. Quando mi fa questa domanda e mi dice che noi non abbiamo creato tante occasioni da gol, io spererei che voi abbiate l'equilibrio di dire che il Trapani avrebbe dovuto creare qualcosa di più rispetto all'Akragas per la rosa che ha in mano, e invece io credo che il Trapani non abbia mai creato un pericolo alla porta dell'Akragas. L'Akragas ha avuto il predominio del campo, ha avuto tatticamente ragione su tutte le zone di campo, su tutti i reparti, per cui credo che oggi se ci fosse una squadra che meritasse davvero, credo che fosse semplicemente l'Akragas. Ripeto, se poi non viene dato un rigore all'Akragas sullo 0-0 netto e viene dato un rigore assolutamente inesistente al Trapani, allora poi lì andiamo inevitabilmente a parlare di un'altra partita. Lo continuo a ripetere, se volete non parlo degli arbitri e continuiamo a fare gli ipocriti, oppure io parlo e vi racconto la verità e racconto la partita come realmente è andata. Io ho visto oggi una grande squadra che è stata l'Akragas, ha avuto negato sullo 0-0 un calcio di rigore, io aspettavo soltanto che segnasse la mia squadra e invece ne ha subito uno inesistente. Dopodiché se voi dovete, o qualcun altro purtroppo, se deve portare a casa le dichiarazioni che gli fanno comodo e dire completamente il contrario perché si è vista un'altra partita, allora d'accordo. Per quello che abbiamo visto noi dalla tribuna, diciamo che la possiamo chiosare in questa maniera dal mio punto di vista. Il risultato penalizza eccessivamente l'Akragas e premia oltre i meriti il Trapani. Questa è la mia riflessione, lei che ne pensa? Sì, l'ho appena detto, io credo che il Trapani dovesse venire qui ad Agrigento a fare la partita come è giusto che fosse, come mi aspettavo che fosse, e con questo non vuol dire che il Trapani non sarà la squadra che ancora come prima di questa partita è la squadra che deve ambire più di tutte le altre a vincere questo campionato, perché è quella che ha speso più di tutti, è quella che ha i giocatori rosa più forti in assoluto. Però oggi al termine dei 95 minuti è giusto dire che invece c'è stata una squadra superiore all'altra e questa secondo me è stata l'Akragas. Lo dico però non in maniera polemica, io penso di dirlo e spero di dirlo nella maniera più serena, lucida ed equilibrata possibile. Se qualcuno vuole smentirmi, dico lo faccia pure, però lo faccia con dei dati in mano. Questi invece sono i risultati di questa quinta giornata. Acireale e San Luca 2-1, Igea Virtus Portici 3-0, a Reggio Calabria Siracusa batte il Reggio Calabria per 2-1,
Anche la Gioiese ha vinto fuori casa sul campo dell'Ocri per 1-0. Il Ragusa vince al Real Casalnuovo per 3-1. San Cataldese e Licata è terminata 0-0. Vibonese batte Castrovillari 5-0. Akragas Trapani 0-1. Canicattì Sant'Agata 0-1. Ha riposato il Lamezia. In classifica generale c'è una nuova capolista, si tratta del Siracusa che ha espugnato il Granillo di Reggio Calabria, mentre sotto a 12 ci sono Vibonese e Trapani. L'Akragas è in terza posizione con 9 punti insieme a Licata e il Sant'Agata. Ad 8 invece c'è il Canicattì. Mercoledì prossimo 4 ottobre si scende in campo per un turno infrasettimanale con la compagine dei Templi che sarà ospite del Castrovillari che attualmente si ritrova a 0 punti in classifica generale. Ed ora vediamo di leggere quali sono le partite della sesta di ritorno. Come dicevamo poc'anzi, Castrovillari Akragas, Città di Sant'Agata Locri, Trapani Real Casalnuovo, Gioiese San Cataldese, Licata 9GA Virtus, Portice contro il Reggio Calabria, Ragusa e contro il Canicattì, San Luca Lamezia Terme e poi ci sarà il derbissimo tra vicini di casa, vale a dire tra Siracusa e Città di Acireale. Sconfitta casalinga per la squadra del Pro Favara che perde contro la Fortenissa per 3-2. Moscato ha seguito l'incontro. Prima sconfitta stagionale nel campionato di eccellenza per la Pro Favara che non riesce a fare risultato in casa nonostante sia passata per ben 2 volte in vantaggio. Conseguente quarta vittoria in altrettante gare giocate per la Nissa che fa suo il big match e rimane saldamente in testa a punteggio pieno. Il successo nisseno si è concretizzato in rimonta ed è arrivato nel finale di una bella gara giocata alla grande da entrambe le squadre. La Pro Favara per buona parte del primo tempo ed anche ad inizio di ripresa ha dominato la gara, ma la Nissa mai doma alla lunga viene fuori con carattere e determinazione. I gialloblu passano al 16° con Cannavò su rigore, la Nissa trova il pareggio al 29° con Pagano. La Pro Favara trova ancora la via del gol prima del riposo e si riporta in vantaggio con Garufo, bravo a sfruttare una corta respinta della difesa ospite. Nella ripresa la Pro Favara non riesce a mettere al sicuro il risultato ma neanche a gestire il vantaggio e al 77° Barrera realizza il 2-2 per la Nissa. La rete della vittoria nissena, complice un grossolano errore del portiere Cesai, la realizza all'88° Semensin che sigla così il 3-2 finale. Una beffa per i favaresi. Un grande ed importante successo invece per i nisseni che si godono la vetta della classifica a punteggio pieno, mentre la Pro Favara è attesa per un pronto riscatto mercoledì con la gara di ritorno di Coppa Italia contro lo Sciacca. Assolutamente, è normale, se subisci c'è una squadra che fa qualcosa in più, se prendi gol c'è una squadra che fa qualche errore. Noi oggi ne abbiamo commessi credo 2-3 sui gol che abbiamo subiti, sia che il pareggio del primo tempo abbiamo fatto un errore, poi abbiamo fatto l'errore sul pareggio del secondo gol, poi complessivamente credo che abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato credo abbastanza bene. Peccato perché nessuno pensava di poter perdere questa partita, non lo pensavo neanche io della panchina perché non mi sembrava che ci fossero i presupposti che la Nissa potesse farci male e invece ci ha fatto male con degli errori nostri, però questo ci deve servire di insegnamento, che vuol dire che bisogna continuare quello che si inizia e continuare a farlo bene perché le partite vanno chiuse e quindi ci riblocchiamo le maniche, da lunedì poi inizieremo di nuovo a lavorare, che mercoledì c'è subito una partita e quindi dobbiamo essere pronti per questa partita. Certo, il riscatto è proprio imminente, il ritorno di Coppa Italia. Assolutamente, questa è una cosa importante, non abbiamo tempo di pensare, i ragazzi devono mettere tutto da parte, azzerare quello che è successo oggi, prendere di buono quello che abbiamo fatto perché abbiamo fatto tante cose buone
ripartire da quello che c'è. Il campionato è ancora lungo, 5 punti possono essere tanti, possono essere pochi, però l'importante è che noi adesso ci mettiamo a pedalare e pensare che ogni partita per noi è fondamentale portare punti importanti a casa. C'è stato forse qualche errore di troppo? Questo poi il mister valuterà gli errori. Io guardo la partita, ho visto un Profavara che in certi momenti sembrava una squadra che poteva prendere in mano la situazione e invece poi si è smarrita. Non so per molto meriti loro o dei meriti nostri, però una cosa è certa: quando una squadra vince ribaltando 2 volte il risultato bisogna fare solo gli applausi. Profavara che non deve demordere, mercoledì ci aspetta un ritorno di Coppa molto importante. Io credo che in Favara, come ho detto, io dico, non voglio essere retorica, siamo alla 4ª giornata, il campionato è lungo, gli intoppi ci sono per tutti, non è un buon periodo per noi, già si era visto anche a Sciacca, il pareggio con la Mazzareso, vuol dire che c'è qualcosa che si deve rivedere, vediamo se siamo bravi a correggere, però ripeto, non è un allarmismo, non ce ne saranno, mercoledì si gioca in Coppa, speriamo di andare a passare il turno e poi di vedere come finisce, insomma, da qui a una settimana un po' di calma e di tranquillità e di riprendere un po' fiato. Il primo tempo siamo partiti un po' troppo timorosi, troppo bassi, abbiamo subito l'iniziativa degli avversari, anche se l'avversario era tosto, era forte, abbiamo cercato di raddoppiare su Luca, ma non ci ha dato il tempo per farlo. Poi nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, la mentalità era diversa, già anche negli ultimi 20 minuti, dove nonostante una buona gara abbiamo preso il gol del 2-1. Però ti ripeto, siamo una squadra nuova, una squadra per 4 undicesimi nuova rispetto all'anno scorso e quindi c'è tanto ancora da lavorare. Una squadra nuova ma che è in vetta alla classifica. Sì, è una vittoria importante, un tassello che mettiamo da parte per il proseguo. Abbiamo una missione, la missione è una missione molto lunga ancora. Parte male la squadra della Fortitudo Agrigento nel suo esordio in casa per la prima partita della nuova stagione, con una sconfitta 67-75 in casa contro la Sebastiani Rieti. La squadra del coach Pilot all'esordio stecca totalmente l'approccio alla partita. Domenica prossima trasferta a Milano il servizio. Parte male la squadra della Fortitudo Agrigento nel suo esordio in casa per la prima partita della nuova stagione, con una sconfitta 67-75 contro la Sebastiani Rieti. La squadra del coach Pilot all'esordio stecca totalmente l'approccio alla partita, l'assenza di Coil si sente e molti tiri sotto canestro sono stati sbagliati e Rieti non perdona. Tanto rammarico per l'impresa sfiorata, ma anche per non aver avuto a disposizione tutto il roster durante la preparazione, ma la squadra ha lanciato segnali importanti di non mollare mai. Così come è sempre abituato Agrigento in questa categoria e si prepara per la trasferta di domenica prossima contro il Milano. Il risultato di 67-75 si è condensato con 7-19 nel primo quarto, 15-19 nel secondo, 27-16 nel terzo, 18-21 nel quarto. È mancata energia, probabilmente è mancata anche l'episodio favorevole, ho in mente l'ultimo canestro che prendiamo da Jet Johnson, probabilmente eravamo più 3 e loro con quel canestro da 3 punti vanno più 6 nel momento anche di massimo entusiasmo che aveva raggiunto il palazzetto. Però hai detto bene, è stata una partita dai 2 volti e credo ci siano diverse spiegazioni al perché, ma non sono giustificazioni, cioè sono spiegazioni, perché avevamo tanti ragazzi che esordivano per la prima volta in questo campionato, avevamo tanti ragazzi che facevano oggi la prima partita ufficiale dopo un infortunio o qualche altra problematica e avevamo comunque un'assenza importante che è stata quella di Coil, che indubbiamente condiziona quella che è la nostra squadra. Tutto questo sono appunto, come ti dicevo, spiegazioni, non giustificazioni, perché poi quello che è successo nei primi 2 quarti è stato fare esattamente il contrario di quello che dovevamo fare per fronteggiare una squadra come Rieti che, l'avevo detto in sede di prepartita, ha un'identità molto chiara, ha usato tantissimo la fisicità come caratteristica del loro roster e noi in questo abbiamo avuto enormi difficoltà a eseguire e a trovare vantaggi. Abbiamo chiuso il primo tempo a 22 punti
tirando col 25% dal campo, penso che sia abbastanza esplicativo. Infatti, guardando anche un po' le statistiche, c'è un abisso a rimbalzo, ma è quello che c'era alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo, secondo me, tutte le nostre percentuali sono migliorate. Non è bastato a questo livello, sicuramente se regali 2 quarti non puoi sperare di vincere, a meno di un miracolo, che poi mi prendo sicuramente quanto di buono visto alla fine, perché non tutti sarebbero rientrati in questa maniera come siamo rientrati noi. Da questo ripartiamo, come siamo già ripartiti dopo una brutta partita contro Nardò in Supercoppa, e ci concentriamo su Milano sabato prossimo. È più il rammarico dei primi 2 tempi o l'orgoglio di averla quasi recuperata? No, è sicuramente il rammarico dei primi 2 tempi, perché anche per come è maturata quella situazione, noi siamo entrati in questa partita, abbiamo preso secondo me dei buoni tiri, dei tiri che una difesa come la loro ti lascia, e non li abbiamo segnati. Questo ci ha demoralizzato, e complice anche probabilmente, come ti dicevo prima, l'emozione in qualche elemento e le condizioni fisiche non perfette, perché poi adesso stavamo facendo un attimo un punto della situazione. Polakovic era dentro questa partita per miracolo, Meluzzi ha fatto la prima partita ufficiale dopo quasi un mese di infortunio, Sperduto non aveva fatto una partita ufficiale, oggi fa una grandissima partita, quindi tutto questo mi porta ad avere un pochino di rammarico, perché ci siamo demoralizzati e non abbiamo avuto la forza fisica e mentale di dire va bene, non facciamo canestro, teniamola difensivamente. Non ci siamo riusciti e ci prendiamo assolutamente la nostra responsabilità e torneremo in palestra a lavorare, sperando di risolvere queste problematiche fisiche che ci hanno un po' bersagliato, però le risolveremo, sono assolutamente convinto. C'è un dato che è visibile sia in Supercoppa che oggi: ci sono tanti tiri liberi sbagliati, anche tiri sotto canestro. È appunto, come dicevi, una questione di lucidità, di emozione? Bella domanda. Sicuramente, buttando un occhio alle statistiche, abbiamo tirato pochissimi tiri liberi oggi, cioè c'è una differenza di 11 tiri liberi, perché comunque ci siamo dovuti affidare tanto al tiro da 3 punti in determinati momenti, perché ci è mancata un po' la forza, sai, di andare a attaccare il ferro con decisione. Quando l'abbiamo fatta abbiamo anche fatto un paio di volte canestro e fallo, quindi sono tutte indicazioni che ci portiamo dietro. Se fossimo alla prima di campionato con tutto lindo e pinto mi stupirebbe, è normale che ci sono tante cose da ingranare, però sì, secondo me è un mix di fattori questo qua delle percentuali basse. Tanto condizionamento secondo me viene da quell'inizio dove veramente la fiducia è andata un po' sottoterra, e in uno sport comunque che vive tanto di emozioni, perché poi quando siamo rientrati anche con l'apporto del pubblico è cambiata drasticamente, sembrava totalmente un'altra partita. Dobbiamo essere più bravi, però non ti nascondo che una squadra costruita in questa maniera, con così tanti ragazzi giovani, la controindicazione è normale che ci sia. Questi ragazzi dovranno crescere, cresceranno, ne sono certo, e sicuramente supereranno anche questo primo impatto molto brusco che abbiamo avuto con il campionato, ma già in settimana lo supereremo. Si va a Milano con quale spirito? Cosa vuoi ritrovare per Milano? Voglio ritrovare assolutamente la convinzione di questo finale di partita. Oggi è successo questo brutto inizio di partita e sono convinto che nella testa di tutti ci sarà la voglia e soprattutto l'ambizione, quando entriamo in palestra per il primo prossimo allenamento, di capire qual è stato il problema e non ripeterlo. E questo è tutto per TV Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.